Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Shock tra Cairano e Montebelluna, dove una donna di 43 anni, vigilessa, ha accusato un malore fatale mentre si stava dirigendo al lavoro appena uscita di casa. Anna Maria Broda lascia 2 figli piccoli. I vicini di casa e i passanti hanno tentato di rianimarla prima dell'arrivo del suo M118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, probabile l'infarto. La salma è già stata restituita ai familiari. Chi l'ha vista ha tentato comunque di aiutare, praticando il massaggio cardiaco nell'immediatezza chiamando i soccorsi. Né i vicini di casa né gli operatori del suo M118, arrivati con tempestività sul posto, sono riusciti però a salvare la vita di Anna Maria Broda, 43 anni, mamma di 2 figli, una bimba di 10 e un bimbo di 8. La donna, dopo aver accusato un malore, probabilmente un infarto, si è accasciata a terra mentre usciva dalla sua abitazione di via 30 aprile a Cairano San Marco. La tragedia verso l'1 del pomeriggio. La donna si stava recando al lavoro al comando di polizia locale di Montebelluna, dove era arrivata nel 2019 e subito si era distinta per dedizione e professionalità. Increduli e addolorati, dice il comandante della polizia locale Paolo Scarpa. Fatica a trovare le parole il sindaco Adalberto Bordin. Anna Maria aveva la mia età, l'ultima volta ovviamente l'ho vista l'altro giorno perché era impegnata con gli altri colleghi della polizia locale qui per il passaggio della fiamma olimpica, quindi in un momento di festa. Dopo qualche tempo, insomma, per qualsiasi comune siamo tutti una famiglia, quindi sono veramente scosso da questa tragedia. Lutto anche tra i volontari di protezione civile che hanno dovuto recuperare il corpo esanime della donna. Collaboravamo sempre con lei, è un grande dolore, dice il presidente Antonio Netto. In via 30 aprile, nell'immediatezza della tragedia, sono arrivati i carabinieri, la polizia locale e la stessa sindaca di Cairano, Francesca Altin, che ha parlato con la madre di Anna Maria. Il padre da qualche giorno è ricoverato in ospedale. Mi hanno detto che in questi giorni stava facendo dei controlli. Qualcosa, forse era già successo un altro svenimento e aveva pochi giorni fa fatto dei controlli proprio in ospedale. Nulla però che potesse far presagire un epilogo del genere. Anna Maria, che era anche catechista, era una persona dinamica ed energica. Mi hanno detto che era appena rientrata dalla corsa, era andata a correre, fatta la doccia e partiva per andare a lavoro. Anna Maria Broda lascia anche i genitori con cui viveva insieme accanto ai figlioletti, entrambi allievi alle scuole elementari. A loro va ora il pensiero di tutti. Veramente è un dolore enorme, scusatemi, non è facile. Un abbraccio ai familiari con tutto il nostro cuore. Ed ora ci spostiamo in diretta a Padova, dove oggi è previsto un presidio di protesta di agricoltori e consumatori contro il Mercosur, l'accordo commerciale tra l'Unione Europea e alcune nazioni del Sud America. Nel pomeriggio poi è previsto che i trattori si muovano verso il centro della città di Padova. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende. Com'è la situazione, Chiara? Sì, Filippo, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Roque Allende ci troviamo qui all'ex Foro Boario. Il tempo non sta aiutando ovviamente questa giornata di mobilitazione che è stata lanciata da cittadini e consumatori. Ringrazio uno degli organizzatori, Mauro Biolcati, per essere con noi nel pomeriggio, il momento clou di questa giornata, con lo spostamento di 2 cortei, uno a piedi, l'altro con i trattori in marcia verso Piazzale Savonarola, che sarà poi il punto di ritrovo. Una protesta che nasce dall'accordo che l'UE sta preparando, si sta accingendosi a firmare il cosiddetto Mercosur. Siete stanchi? No, allora intanto la manifestazione è nata da un comitato spontaneo dei cittadini, gli agricoltori hanno aderito, c'è la storia del Mercosur che hanno già firmato ed è solo una questione tecnica che hanno così sospeso un attimo, ma non è che questa sospensione includa il fatto che questo accordo vada avanti. Il problema è che noi ci siamo mobilitati per una questione sola. Desideriamo tutelare gli agricoltori ma allo stesso tempo i consumatori e i cittadini. In Italia si coltiva con determinati disciplinari che sono molto stringenti, in questi paesi questi disciplinari non ci sono.
Quindi la tutela dei consumatori e la tutela della salute è un primo posto che va salvaguardato e gli agricoltori hanno aderito a tutto questo. Ecco, nell'appello a venire qui c'è stato il richiamo a una pagina davvero molto difficile anche per l'agricoltura del Veneto, quella delle quote latte. Sì, ma non è solo quella questione, qui ci sono tanti problemi, c'è la questione quote latte, che se uno dovesse andare a vedere forse troverebbe qualcosa che non è chiaro, ma c'è la questione che i cittadini si stanno impoverendo, il potere d'acquisto sta diminuendo, le pensioni non sono più sufficienti, gli stipendi lo stesso e c'è una tassazione che va oltre il limite della decenza. Noi queste cose qua le vogliamo combattere in maniera legale, quello che la legge ci consente di poter fare, la manifestazione è una di queste cose. Quindi se poi i cittadini si lamentano ma non fanno nulla per migliorare la loro vita, non è colpa nostra, noi ci mettiamo la nostra buona volontà. Ecco, allora noi con Cristiano Raccagliende continueremo a seguire questo, da qui poi andremo in piazzale Savonarola, sono attesi i trattori. Da piazza Garibaldi partiamo con il corteo a piedi, poi andremo in piazza Savonarola che è attorno alle mura di Padova e ci auguriamo che i cittadini abbiano a cuore il proprio interesse, abbiano a cuore l'idea di avere un'Italia vera, come eravamo noi una volta, dal 92 fino al 94-95, la quarta potenza mondiale economica al mondo. Quindi per tornare a quei fasti bisogna che il popolo si muova. E vedremo che cosa accadrà, noi ve lo racconteremo nelle edizioni di stasera. Grazie a Cristiano Raccagliende, grazie a Mauro Bioccati, la linea al tuo tornare allo studio. Grazie a Chiara Caiani per questo collegamento in diretta da Padova. Noi ci spostiamo a Venezia per parlare delle indagini legate all'omicidio di Sergio Tarna, il 25enne ucciso alla vigilia di Capodanno, assassinato alla vigilia di Capodanno. Il Tribunale del Riesame ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Riccardo Salvagno, uno dei due indagati e arrestati che attualmente si trova detenuto a Verona. È stata un'udienza molto impegnativa sotto vari profili, vi era presente anche il pubblico ministero e le questioni che sono state sottoposte al Tribunale del Riesame sono molte, sia di natura procedurale sia di merito. Mentre gli inquirenti continuano a cercare l'arma del delitto e nell'arco di una decina di giorni dovrebbero avere l'auto ancora ferma in Spagna, si è svolta l'udienza del riesame chiesto dall'avvocato difensore di Riccardo Salvagno, in cui è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il vigile detenuto a Verona, con l'accusa di aver ucciso il barman 25enne Sergio Tarna la notte del 30 dicembre scorso. Dunque niente arresti domiciliari. Lui non ha un chiaro ricordo delle fasi che hanno caratterizzato l'omicidio del povero Tarna e ovviamente progressivamente immagino che maturerà delle valutazioni, che deve ancora mettere a fuoco correttamente e completamente ciò che è accaduto. I prossimi passi è anche capire su quale direttrice andranno le indagini preliminari, anche a seguito dell'arresto del presunto complice dovremo capire che tipo di atteggiamento terrà il signor Vescovo rispetto alle accuse che sono mosse dalla Procura della Repubblica. Contemporaneamente il difensore di Vescovo, già in cura al centro di salute mentale, farà eseguire gli accertamenti sul suo stato psichico. Ho nominato come consulente di parte il professor Sartori, che la prossima settimana si recherà in carcere per fare una doppia valutazione, una relativa alla compatibilità carceraria in relazione a quella che è la somministrazione di farmaci di cui da diversi anni necessita il Andrea Vescovo, l'altra per valutare in relazione alla patologia, vedremo quale, se questa ha avuto o avrebbe o avrà una rilevanza nel contesto criminoso di cui ci stiamo occupando. Ho comunque presentato l'istanza di riesame, vediamo se coltivarla oppure no. L'appuntamento per l'interrogatorio del pubblico ministero sarà da qui a una decina di giorni. Intanto la prossima settimana il 38enne di Spinea potrà incontrare la madre che non ha più visto dal giorno dell'arresto. Dal veneziano ci spostiamo all'Udinese perché quello che appariva come un femminicidio-suicidio a Pertegada in realtà dalle ultime notizie che arrivano è un autentico giallo. È giallo a Pertegada sui fatti accaduti nella bifamiliare di Via Casette, dove giovedì sono stati trovati i corpi senza vita degli anziani coniugi Luigina Rossi e Luigi Codotto. Lei è morta per i violenti colpi inferti al capo con un'accetta dal marito, secondo la prima ricostruzione, poi lui si è tolto la vita. Come lo ha fatto dalle ultime ore è diventato un mistero.
Da fonti investigative si apprende che sul corpo dell'uomo, trovato completamente nudo, non ci sarebbero segni di ferite da taglio, smentendo dunque la prima ipotesi che avesse usato il coltello da cucina ritrovato vicino al cadavere per trafiggersi il torace e suicidarsi dopo aver ucciso la moglie in camera da letto. A questo punto solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte di Luigi Codotto, che potrebbe aver ingerito qualche sostanza per avvelenarsi, e questo spiegherebbe l'altro mistero del riferimento all'acqua da non aprire nel biglietto lasciato in cucina, in cui si legge: "L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli". Un riferimento sul quale gli investigatori dovranno far luce e gli aiuterà l'esame autoptico che sarà effettuato la prossima settimana dal medico legale Carlo Moreschi. I corpi dei due anziani sono stati trasferiti nel frattempo nell'obitorio di Latisana. È stato condannato a 1 anno e mezzo di reclusione l'automobilista austriaco che investì una macchina sulla quale viaggiava una famiglia di Torri di Quartesolo. 1 anno e 6 mesi di reclusione è la pena patteggiata dall'automobilista austriaco Michael Singer, di 46 anni, responsabile del drammatico incidente avvenuto il 12 agosto 2024 sulla statale Valsugana, a Pove del Grappa. L'uomo, alla guida di una Volkswagen Touran, perse il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e si schiantò contro l'auto su cui viaggiava una famiglia vicentina. Nella carambola rimasero ferite 9 persone. Il più grave, il piccolo Lorenzo Albanese, di appena 23 mesi, di Torri di Quartesolo, fu trasportato d'urgenza in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo, dove morì dopo 18 giorni di agonia. Secondo le indagini, l'imputato procedeva a velocità sostenuta e non riuscì a evitare l'impatto. Il processo si è celebrato davanti al Tribunale di Vicenza. La famiglia del bambino è già stata risarcita dall'assicurazione. Ed ora ci spostiamo in diretta a Treviso, dove dove si continua a discutere di un allarme sicurezza che evidentemente continua a destare parecchia preoccupazione. Ci racconta tutto Elena Dal Forno, che è in collegamento con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. Elena, te la linea. Sì, buongiorno Filippo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rete Veneta. Siamo qui con Filippo Bisori, che è un commerciante, un titolare di un esercizio commerciale qui a Treviso, Infinity Smoke. Proprio con lui cominciamo a parlare di un'altra serie di spaccate che ha devastato la città anche questa notte. La prima al Bassanello, sul Put, in Viale Cairoli, e l'altra a 200 metri di distanza alla pasticceria Nashin Ben. Per entrambi gli esercizi non si tratta della prima volta. Addirittura al Bassanello questa persona ha lasciato addirittura una bottiglia di un amaro per terra, quindi è arrivato probabilmente già ubriaco, ha preso una bicicletta che era lì vicino, ha tentato col cavalletto di spaccare vetri, di forzare le porte e poi ha fatto lo stesso alla pasticceria Nashin Ben, e anche in questo caso parliamo probabilmente della stessa mano, quindi una serie incredibile di spaccate nell'ultimo mese e mezzo, possiamo dire così, ma che in realtà ci ricorda Fabrizio Bisori che queste spaccate sono cominciate ben tanto tempo fa, anche 1 anno e mezzo fa, perché lui stesso, il suo negozio, è stato vittima di un furto. Sì, buongiorno a tutti. Noi siamo stati vittima di un furto circa 1 anno e mezzo fa, più o meno, e sono entrati dalla finestra che abbiamo al secondo piano e hanno rubato il fondo cassa. E io credo che i balordi che hanno fatto la spaccata nel nostro negozio non siano correlati agli episodi del mese scorso o anche quelli di ieri notte. Tuttavia stanno soprattutto il fatto che siano 2 persone, 2 bande diverse, a evidenziare il fatto che è un problema costante e persistente di questa città, perché se 1 anno e mezzo fa non è stato fatto niente, perché dopo le indagini sono rimasti impuniti i soggetti che hanno rubato, e come sta succedendo anche adesso, dopo 1 mese e mezzo di spaccate quasi giornaliere, ancora questo personaggio o questi personaggi non sono stati presi, quindi denota un problema di fondo, secondo me, nella sicurezza della città, soprattutto del centro storico, perché 8 spaccate su 10 avvengono nel centro storico, quindi c'è da fare qualcosa a riguardo. Ecco, proprio prima discutevamo che Treviso forse non è più la città sicura che si credeva e ci vorrebbero più controlli, specie notturni.
Sì, diciamo che Treviso secondo me non è assolutamente una città sicura. Io quando giro per Treviso non mi sento sicuro, specialmente qua nella zona in cui lavoro, la sera quando chiudo il negozio, quindi alle 19:30, 19:40, soprattutto adesso che fa buio molto presto, si sente un po' di pericolo nell'aria. È pieno di strani personaggi che noi conosciamo nella maggior parte e che per fortuna non hanno mai dato fastidio, però vedendo quello che succede in giro sia per l'Italia che per Treviso, si sa che gli episodi possono succedere da un momento all'altro. Logicamente in quegli orari, nella tarda serata e dopo anche durante la notte o comunque a sera inoltrata, i controlli non ci sono. Quando arrivano presto la mattina, anche con i cani antidroga, con tutti insomma i controlli giusti che vanno fatti, ma vengono in orari sbagliati, perché come so io, come sapete voi, penso che anche le forze dell'ordine sappiano che ci sono degli orari in cui i controlli vanno un po' a vuoto. E quindi sì, sicuramente un implemento dei controlli soprattutto negli orari serali e tardo pomeriggio, adesso anche in inverno, dato che comunque il buio arriva presto. Ecco, siamo proprio innanzitutto qui in piazza in Stazione delle Corriere, uno dei luoghi simbolo anche della piccola e microcriminalità, specie quella giovanile, tanto che ieri, Filippo, c'è stata un'ennesima aggressione tra due ragazzi minorenni. Un cittadino marocchino, però nato a Venezia, quindi chiaramente italiano, è stato, ha aggredito un coetaneo, sempre minorenne, non sappiamo se all'entrata della Corriera o all'uscita della Corriera, fatto sta che è cominciato un diverbio e poi sono venuti alle mani in maniera anche pesante, perché questo ragazzino nato nel veneziano ma residente nell'Interland trevigiano ha preso a pugni il suo coetaneo, pugni molto forti, tanto da causargli la caduta di 3 denti. Il ragazzo è stato subito medicato, soccorso, è stata chiamata l'ambulanza ed è stato portato al Cafoncello. Adesso vedremo quali saranno le conseguenze, perché naturalmente essendo minorenne, come spesso accade, le conseguenze sono sempre poche. E come ci diceva Fabrizio, questi ragazzini stanno creando molti problemi in questa zona. Sì, allora diciamo che il problema fondamentale della zona sono i ragazzini, dato che io noto da un po' di tempo ormai in questi ragazzini, specialmente immigrati di seconda generazione, non solo ma specialmente, una forte arroganza, una forte prepotenza, proprio un sentirsi superiore, sentirsi liberi di fare quello che vogliono, ti trattano male, ti guardano male, spesso sembra che loro ti vogliono istigare, quindi è questa appunto prepotenza, questa arroganza che rimane sempre impunita logicamente, perché secondo me deriva dal fatto che loro sanno che qualsiasi cosa facciano non succede niente, perché le forze dell'ordine o non li prendono oppure li prendono ma non possono fargli niente, sono minorenni quindi si fanno forza di questa cosa, ma la cosa va assolutamente anzitutto limitata e successivamente sarebbe ideale anche estirparla alla radice. Tuttavia finché il problema secondo me rimane a monte, quindi sì nella città di Treviso ma anche con le leggi che ci sono, la cosa non può assolutamente migliorare. Chiaro che secondo me nel nostro piccolo della cittadina di Treviso il sindaco e le forze dell'ordine potrebbero fare molto di più e anzi dovrebbero fare molto di più. Ecco, e proprio su questo tema, Filippo, ricordo a tutta la cittadinanza trevigiana, ma naturalmente anche a chi volesse intervenire dalla Regione, che lunedì ci sarà un incontro con il sottosegretario Ostellari sulla sicurezza, incontro proprio voluto da Christian Dem, fondatore dell'associazione Furti in Corso, proprio per venire a capo di questa situazione della sicurezza, dei controlli, delle videocamere, dell'impunità, della certezza della pena. Quindi invitiamo tutta la cittadinanza ad intervenire lunedì in questo convegno a Santa Caterina sulla sicurezza. Io da Treviso, dalla Stazione delle Corriere, con Filippo Bisori ti restituisco la linea. Grazie per questo collegamento. Noi rimaniamo in provincia di Treviso per raccontarvi di una raffica di furti a Tarso. Almeno 5 le abitazioni prese di mira dai ladri, tra queste anche le case dell'assessore Baldassare e della sua compagna. Nel paese crescono rabbia ed esasperazione. L'emozione, però, dell'adrenalina, ero veramente incazzato, cioè io se li
cioè, non so se si può dire in televisione, ma schieto netto, mi sei ciappe che spaghi io, queste persone qua. C'è ancora l'agitazione e la rabbia nelle parole di Simone Baldassarra, assessore alla protezione civile del comune di Tarso, che ieri sera si è trovato faccia a faccia con 2 ladri armati di spranghe dentro il giardino di casa. Al primo impatto pensavo fossero mio fratello e la sua fidanzata, che vengono sempre a prendere il cane per fare 2 passi. E infatti non avevo, cioè mi sono avvicinato quando ho visto che erano con il passamontagna, avevano dei piedi di porco in mano, delle spranghe, e io gli ho corso dietro fino al cancello. Dopo loro sono stati più agili di me a saltare e a correre giù per la strada provinciale, poi sono spariti dietro al cimitero. Subito Baldassarra ha chiamato i carabinieri e poi il papà che abita nella stessa casa. Mi ha telefonato papà, i ladri, io sono venuto su, ma ormai erano andati via, insomma. Una fortuna che ha trovato lui a casa, perché non so, so che poi sono intervenuti i carabinieri, subito dopo 5 minuti erano qua, hanno trovato una sparanga all'interno, nel cortile del mio fratello. E questo non è stato l'unico episodio. A Tarso, qualche ora prima, a trovarsi faccia a faccia con il ladro è stata la compagna dell'assessore che abita poco distante. E dentro a casa alle 10:30 del mattino, dentro a casa. E ancora, ieri sera ladri in azione in via Filippi, in via Diaz, con un rincorrersi di segnalazioni nella chat del controllo di vicinato, almeno 5 i casi segnalati. Stazionano anche sul posto, anche nonostante ci fossero state ieri sera 3 o 4 pattuglie che giravano, se stazionano sul posto, perché continuavano indisturbati. La signora Antonella Cecchinelle, che abita a poche centinaia di metri da casa dell'assessore, ha scoperto il furto rientrando a casa alle 8 di sera. E al mio rientro mi sono accorta che la porta era socchiusa e avevano sforzato, sono entrati e hanno portato via quel poco di oro che mi era rimasto, perché erano già passati negli anni precedenti. Amarezza, rabbia? Amarezza perché è la terza volta, diciamo, no? Fa un po' rabbia, ma non dico che ormai siamo abituati, ma si sente tutti i giorni, ormai è una cosa anche un po' anche intollerabile. Erano saliti in autobus completamente ubriachi e soprattutto armati di coltello. Sono 4 gli stranieri fermati a Padova dalla polizia dopo la segnalazione del conducente del mezzo pubblico al 113. Erano completamente ubriachi e stavano molestando i passeggeri armati di un coltello, i 4 stranieri fermati a Padova dalla polizia dopo che verso le 20:30 al 113 è arrivata la segnalazione dell'autista del mezzo pubblico sul quale stavano viaggiando. 2 le volanti della questura arrivati in piazzale della stazione, dove l'autobus aveva ripreso la sua corsa, visto che i 4 stranieri erano scesi. Da un controllo e grazie alle indicazioni fornite dall'autista, gli agenti hanno rintracciato il quartetto sotto i portici del piazzale, trovando poco lontano anche questo coltello con una lama di circa 10 centimetri, di cui 4 avevano tentato di disfarsi. I fermati sono un marocchino di 38 anni, irregolare in Italia e con una lunga serie di precedenti e denunce, e 3 egiziani regolari, uno dei quali con alle spalle diversi precedenti. Oltre alla denuncia per tutti sono scattati diversi provvedimenti amministrativi firmati dal questore Marco Dorisio. Per tutti è scattato un daspo di 3 anni, per gli egiziani anche un daspo di 3 anni dai locali dell'area della stazione. Uno degli egiziani è stato raggiunto anche da un avviso orale. Per il 38enne marocchino è stato disposto l'allontanamento dall'Italia e l'accompagnamento al centro per il rimpatrio di Caltanissetta. Ed ora voltiamo pagina, da Padova ci trasferiamo a Venezia perché continua il braccio di ferro sulla nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice. La protesta è continuata anche ieri in occasione di una prima di un'opera lirica, ma ci racconta tutto Edi Kaliman in collegamento proprio di fronte al Teatro Veneziano. Filippo, buongiorno a te e ai telespettatori. Ci troviamo con Lori Santiga dell'RSU delle maestranze dell'orchestra e dell'orchestra appunto della Fenice, che vedi alle nostre spalle. Questo il volantino che è stato distribuito ieri prima del Simon che hanno distribuito l'RSU, insomma anche tutti gli orchestrali, sì, immagino, tutti. Che a tutto il pubblico che accorreva appunto per la prima. Come potrete vedere tra poco dalle immagini, il pubblico ha lanciato questi volantini alla fine proprio dell'opera.
ed è un segnale di sostegno non indifferente questo, Loris. Per noi è fondamentale, i primi a credere in tutto ciò che facciamo è il pubblico nostro. Noi crediamo in questa cosa qui non perché abbiamo qualcosa contro qualcuno, ma perché è stata fatta una cosa contro la natura di questo mestiere. E infatti prima fuori microfono Filippo parlavamo di come si arriva a questa nomina, perché Loris mi raccontavi che c'è bisogno di un percorso che arriva prima della nomina con il maestro. Certo, ci vuole un percorso, va conosciuto, si affrontano delle opere, dei concerti, magari si fanno anche delle tournée. Noi abbiamo avuto per 12 anni il maestro Chung, che non aveva un incarico ben preciso, però era il nostro direttore con 2 opere, 2 concerti ogni anno e siamo cresciuti così. Poi abbiamo avuto altri direttori principali e poi adesso è arrivata questa nomina di direttore musicale, che è forse la persona più influente di tutto il teatro, quindi veramente apicale. La nomina è sostanzialmente, lo dico io al posto tuo, calata dall'alto, con cui non avete fatto un percorso vero e proprio? Nessun percorso. Il maestro Venezzi è venuto nel periodo del Covid a fare una registrazione di 8 minuti con piccola orchestra d'archi, con l'adagio di Barber. Questo è stato l'unica volta che ha diretto il Teatro La Fenice. Voi avete deciso come RSU, come anche rappresentanze sindacali del teatro, di non alzare i toni dopo le parole che Venezzi aveva pronunciato all'inizio di questa settimana, dicendo che il teatro era gestito in modo anarchico dai sindacati. Secondo me deve offendere molto di più i nostri dirigenti con queste affermazioni, perché non è vero che è gestito dai sindacati, non è vero che siamo anarchici e non è vero che è una questione sindacale questa è una questione che riguarda tutto il teatro, tutti i comparti, non è una questione né politica né sindacale, questo è un problema che riguarda tutto il teatro. Vedo la spilletta che porti sempre con te, Loris, una spilletta che sta ricevendo un successo grandissimo tra il pubblico, non solo tra gli abbonati. Raccontaci. Allora, questa spilletta è nata pensando di fare il concerto di Capodanno, di usarla per il primo dell'anno come protesta bianca, tranquilla, serena, e contro la nomina. Voglio specificare che questa spilletta qua è stata creata contro l'imposizione della nomina, non contro una persona, e ha avuto un successo incredibile, nel senso noi riceviamo tutt'oggi dai 200-300 email al giorno per avere delle spillette in tutta Italia e non solo, anche all'estero. Tant'è che è nato un comitato proprio del pubblico. Il comitato adesso ha creato il pubblico ha creato un comitato dove adesso vorrà gestire un po' il discorso della spilletta come senso di appartenenza a questa brutta situazione che stiamo vivendo. E che, mi dicevi anche fuori microfono, è destinata un po' a continuare, non è destinata a placarsi in qualche modo? Io penso che adesso forse siamo arrivati a un punto dove dobbiamo mettere giù le cose chiare e tonde, e spero che, a parte le affermazioni dello Swarovski o queste cose qui, spero che finalmente si dicano le cose come stanno da parte di tutti. Loris, grazie mille. Filippo, questa è la posizione dell'RSU, una posizione molto pacata contro invece le parole così acuminate, come sono state anche definite, di Venezzi proprio su questa situazione. Dalla Fenice con Simone Merlo, se non hai domande a te la linea. Grazie Eddie Kaliman, con la collaborazione tecnica di Simone Merlo per questo collegamento in diretta di fronte al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, continuiamo con la cronaca. Inseguimento per le vie cittadine di Camisano, i carabinieri hanno bloccato un'auto rubata e arrestato un ventenne. Ci sono 3 denunciati e sono stati sequestrati arnesi da scasso.
Fuga a folle velocità per le vie del centro abitato di Camisano Vicentino. Momenti di alta tensione. Tutto comincia alle 6 di sera quando i carabinieri notano un'auto di grossa cilindrata che si aggira in modo sospetto in via Negrin. Chi è alla guida, quando si accorge della presenza dei militari, accelera, si dà repentinamente alla fuga e ne nasce un inseguimento da parte dei carabinieri con la sirena e i lampeggianti. La macchina in fuga però tampona un autocarro. A quel punto i carabinieri la affiancano e la bloccano, tutto davanti agli occhi esterrefatti dei commercianti e dei passanti. È stata una scena abbastanza particolare, perché abbiamo visto, eravamo proprio tutti qua, quindi abbiamo visto questa macchina sfrecciare, per fortuna che ha preso un camion perché l'ha rallentato la scena, la cosa, e i carabinieri che sono arrivati subito dietro, quindi veramente è stata una scena da film, e sono riusciti a bloccarli e è stata una cosa incredibile, perché siamo usciti tutti, noi clienti, perché una cosa così non l'abbiamo mai vista. Siamo stati molto fortunati che non è successo niente di grave, perché in quell'orario, verso le 16:30, qua c'erano diverse persone che attraversavano anche la strada, le quali hanno avuto un potenziale pericolo. A bordo dell'auto in fuga un ventenne moldavo che vive a Villafranca Padovana, già noto alle forze dell'ordine, deferito in stato di libertà per concorso in ricettazione. L'uomo viene immediatamente arrestato. Con lui in macchina anche un 21enne e un 16enne, entrambi italiani di Camisano Vicentino, e una 34enne lettone residente a Giacciano con Baruchella in Polesine. I tre sono stati denunciati. Le accuse sono resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Nell'auto, risultata rubata a Badia Polesine il 17 gennaio, sono stati trovati e sequestrati vari arnesi da scasso. Insomma, l'operazione si è conclusa nel migliore dei modi e difficilmente l'inseguimento di Camisano verrà dimenticato da chi l'ha visto. È andato tutto bene, siamo sentiti molto sicuri, però è stata una scena particolare, c'erano un sacco di persone, infatti qua fuori che guardavano. A Padova invece i carabinieri hanno arrestato un rapinatore che aveva appena derubato un 22enne che passava in bicicletta, sferrandogli anche un pugno in faccia. Ancora una rapina, ancora una volta nell'Ansa del Cavalcavia Borgomagno, precisamente qui in via Toti. Martedì intorno a mezzanotte un giovane di 22 anni sta arrivando in bici quando viene fermato da un gambiano di 27 che gli offre della droga. Lui rifiuta, ma alla richiesta di fare una telefonata da parte dello straniero ingenuamente passa lo smartphone. Telefono in mano, il 27enne fugge in direzione del park di via Annibale da Bassano, dove viene raggiunto dal derubato che riesce a fermarlo, ricevendo un pugno dritto in faccia per garantirsi la fuga. Nel frattempo è scattata la richiesta d'aiuto al 112. I carabinieri di Padova arrivano e in pochi minuti rintracciano il gambiano senza fissa dimora e con diversi precedenti e lo arrestano. Un episodio che riaccende i riflettori su un'area a rischio della città. Questi episodi dimostrano come di fatto viene negato uno dei diritti sacrosanti dei cittadini, che è la libertà di potersi muovere in bici come ci è stato raccontato, la libertà di poter fare impresa come accade agli imprenditori qui dietro che hanno attività come bar e proprio ristoranti che di fatto sono ostaggio anche loro dei continui episodi di criminalità e di spaccio. Area di passaggio ricca di abitazioni e anche di attività produttive, queste del Borgomagno, dove una commerciante ha reagito alzando una cancellata di 50 metri per la modica cifra di 35.000 euro per difendere la sua azienda. Se il rapinatore è stato arrestato è grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, a cui va il grazie di chi vive e lavora qui. Ricordiamo che questa è zona rossa, quindi la loro presenza e i loro interventi dimostrano come la zona rossa sia anche uno strumento assolutamente efficace. Noi riteniamo che la sicurezza debba essere integrata da altre azioni di carattere preventivo, però certamente quella di carattere repressivo, che in realtà significa presidio del territorio, controllo con le pattuglie e funzione di deterrenza che questa presenza assume nei confronti dei cittadini. Quindi io penso che siano tutte azioni di buon senso. Negarne l'efficacia, come sta facendo questa amministrazione, è un approccio negazionista che non fa altro che fomentare il problema anziché risolverlo. Latitante dal 2019, dopo una condanna definitiva per associazione dedita allo spaccio di droga in diverse località della provincia di Venezia, un 39enne albanese è stato finalmente rintracciato e arrestato a Dubai su mandato della Procura di Venezia.
Al termine di 7 anni di latitanza, un 39enne albanese, ritenuto dalla Procura di Venezia vertice operativo e decisionale di un'organizzazione che gestiva lo spaccio di droga in mezza provincia di Venezia e in altre zone del Veneto, è stato rintracciato e arrestato a Dubai dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti su indicazione della Polizia di Stato italiana. Le indagini della Squadra Mobile di Venezia e del Servizio Centrale Operativo, condotte tra l'altro con l'impiego di tecnologie avanzate nel campo della sorveglianza elettronica, hanno consentito di arrivare al ricercato anche attraverso gli spostamenti dei suoi familiari. L'avvocato Fabio Crea non ha ancora avuto modo di contattare il suo assistito. Nel momento in cui viene arrestato in uno stato estero, in particolar modo negli Emirati Arabi, non è che viene avvisato il difensore italiano. Se e quando sarà portato in Italia, allora avrò modo di incontrarlo. Verificherò attraverso il Ministero della Giustizia quelle che sono le condizioni detentive negli Emirati Arabi e, se è il caso, andrò a trovarlo. In quel momento saprò quelle che sono le sue scelte, che sono scelte assolutamente personali. La Procura di Venezia ha ricordato che all'epoca dei fatti l'oramai ex latitante viveva a Noale e curava direttamente la gestione dei canali internazionali di approvvigionamento degli stupefacenti, dirigendone poi la distribuzione sul territorio veneziano e in diversi centri della provincia, tra cui Mestre, Scorzè, Noventa di Piave e Jesolo. Quello che viene indicato, è stato indicato nella stampa, è un cumulo di 3 sentenze, 2 per stupefacenti e un reato di lesioni. Il residuo pena è di 7 anni e 3 mesi e quindi, qualora dovesse essere portato in Italia, ci sarà da espiare un paio d'anni, tenuto conto che 2 anni li aveva già fatti in custodia cautelare, e poi potrà accedere alle misure alternative come l'affidamento in prova, essendo soggetto radicato anche nel territorio italiano. L'arrestato è già stato condannato a 8 anni e 7 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Le sentenze sono definitive. In primo grado era stato condannato a 12 anni e 9 mesi, in quanto il giudice di Venezia aveva ritenuto che fosse il capo promotore dell'associazione. Accusa poi che siamo riusciti a far cadere e derubricare avanti la Corte d'Appello, con una cospicua riduzione di pena. Da 12 anni e 9 siamo andati a 5 anni e 4 mesi, proprio in considerazione della esclusione del suo ruolo verticistico. Ed ora andiamo a Bassano del Grappa, dove dopo il rientro della polizia locale nella disponibilità del comune, il passaggio della fiamma olimpica è stato il primo vero banco di prova. L'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo rifila il massimo dei voti ai vigili. La polizia locale è tornata nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale dal primo dell'anno, ma il vero banco di prova è stato il passaggio della fiamma olimpica a Bassano, con decine di migliaia di visitatori e una situazione potenzialmente molto complicata per la viabilità. Abbiamo dato con la polizia locale una dimostrazione di grande presenza e professionalità. Difatti i disagi per la viabilità sono stati abbastanza contenuti, e questo dimostra che la polizia locale di Bassano c'è. Il tema fondamentale di questi tempi è quello delle convenzioni e delle collaborazioni fra comuni, che proprio in questi giorni stanno portando a risultati che l'assessore definisce notevoli. Il comune di Cassola ha messo massima disponibilità dei suoi uomini, e questo torna utile a dimostrare che anche le convenzioni servono. Ricordo solo che sabato sera Bassano presterà 5 uomini a Rosà per i carri mascherati in notturna, e poi Rosà o chi per lui ci darà quello che ci serve per quando saremo pronti per i nostri carri mascherati. Tutto con le convenzioni, quello che intendiamo dimostrare non solo alla città di Bassano ma anche ai comuni limitrofi. Non c'è solo la presenza sulle strade e sul territorio a fare la differenza. Il comando di Bassano è dotato di strumenti importanti per vedere quel che accade in città direttamente dalla sala controllo. Telecamere stanno dimostrando il loro risultato. Già negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di portare risultati molto veloci grazie alle telecamere e alla capacità anche di usarle. Diciamo che i nostri occhi in comando sono di grande aiuto alle altre forze di polizia, quindi li implementeremo. Il rischio di inquinamento delle falde nelle aree a ridosso di Montecchio Precalcino preoccupa i residenti. Il comitato contrario all'ampliamento di Silva SRL chiede rassicurazioni a provincia e regione.
A Montecchio Precalcino il comitato Tuteliamo la Salute ai Cittadini è radunato proprio nei pressi dello stabilimento della Silva. Alle nostre spalle proprio la parte che riguarda il possibile ampliamento, un progetto che preoccupa i cittadini, il comitato che si dà battaglia per ottenere comunque una revisione e una sospensione alle autorità, proprio perché questa possibilità di vedere stoccati dei nuovi rifiuti speciali oltre alle sabbie e alle argille di fonderia potrebbe essere un elemento di grande preoccupazione per le zone di ricarica dell'acqua. Ecco, il comitato che ha una zona che è stato ascoltato anche attraverso i primi cittadini in regione, è un dibattito che è all'ordine del giorno, insomma chiede tempo anche per elaborare tutto quello che è un complesso procedura burocratica, ecco, lì è importante prima di dare un parere, ma ci sono numerose questioni sul tappeto. Ecco. La memoria storica, vero lei, che cosa diciamo, che cosa chiediamo davanti? Sono Caretta Mariano, rappresentante del Comitato Tuteliamo la Salute di Montecchio Precalcino. Rispetto a quello che è successo in questi giorni dell'incontro in regione dei sindaci, noi naturalmente ci aspettiamo che vengano soprattutto messe in evidenza quello che sono le aree di salvaguardia, che la Regione approvi velocemente queste aree di salvaguardia come ci era stato promesso dai candidati prima delle elezioni regionali. L'assessore ha detto che entro aprile verranno approvate e naturalmente noi speriamo, quindi chiediamo che tutta questa pratica venga al momento sospesa in attesa di questa decisione. Altra questione che noi come Comitato abbiamo sollevato, l'abbiamo sollevata in Europa. Abbiamo presentato una mozione, questa mozione è stata accolta dalla Commissione europea e verrà discussa a breve, nel giro di breve tempo, perché noi riteniamo che ci siano delle situazioni incompatibili con la normativa europea. Quindi chiediamo solo del tempo, visto che la cosa è partita più di un anno fa e è ancora viva, quindi chiediamo solo un po' di tempo per ragionare su questo discorso delle aree di salvaguardia già approvate da Atto Bacchidione e quello che nascerà dalla Commissione europea. Ecco, come aveva anticipato, questa riunione che interessa gli enti, la Regione, ma per la provincia di Vicenza anche la provincia, oltre che i sindaci dei comuni. E a proposito di politica c'è anche una questione che riguarda degli impegni. Voi siete qui anche a chiedere conto degli impegni che erano stati presi sia dai sindaci sia dagli amministratori. Che cosa chiedete? Allora, io sono Caretta Beniamino, faccio sempre parte del comitato e la nostra preoccupazione è le promesse che erano state fatte appunto a Due Ville con tutti i candidati sia di opposizione che di maggioranza, che sono stati anche eletti alcuni, che avrebbero preso a cuore e subito in mano la questione delle zone di salvaguardia, perché per noi era una cosa fondamentale e lo stiamo vedendo anche per la provincia, che diventa una questione molto difficile da definire, perché non è facile prendersi le responsabilità, però devono decidere e c'è un po' di passapalla fra uno e l'altro. Ecco, la Regione per noi dovrebbe aver preso in mano subito, perché da novembre che è stata eletta, portarla ad aprile sarebbero 6 mesi dopo le elezioni, quindi dico si poteva benissimo aver già fatto o aver canalizzato il passaggio per tutelare queste aree, così la provincia poi avrebbe anche i documenti in mano per poter gestire la questione. Ci fermiamo ancora per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente ben trovati con Focus TG, ora parliamo dell'inchiesta Palude, quella che coinvolge il Comune di Venezia. Nell'udienza preliminare in aula Bunker a Mestre, il GUP ha ammesso Comune e Città Metropolitana come parti civili ed escluso la CGIL nel processo che vede come principale indagato il sindaco Luigi Brugnaro. Ci sono state diverse eccezioni sollevate dalle difese degli imputati rispetto alla costituzione degli enti territoriali, anche degli enti territoriali ma non solo, tra cui appunto il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia che assistiamo. Abbiamo naturalmente avuto la possibilità di replicare alle eccezioni di inammissibilità di queste
costituzioni. E dopo essersi ritirato per più di un'ora in Camera di Consiglio, il giudice per le udienze preliminari Andrea Innocenti ha deciso che sia Comune di Venezia che Città Metropolitana saranno parte civile nel processo dell'inchiesta Palude, che vede imputato tra gli altri il sindaco Luigi Brugnaro, assente nell'aula bunker di Mestre, così come la maggior parte degli imputati. Ammesse anche le holding di trasporti veneziana AVM ACTV e l'Associazione Libera. Rispetto ovviamente al Comune di Venezia e alla Città Metropolitana di Venezia non è stata sollevata alcuna questione da parte della difesa del dottor Brugnaro. Giustamente è stata esclusa la CGIL Metropolitano. Per quanto riguarda l'Associazione Libera, nel proprio statuto ha anche una previsione di tutela rispetto alla corruzione, in astratto era legittimata e il giudice l'ha ammessa come parte civile. Una decisione ragionevole e ben motivata, che ritengo assolutamente prevedibile anche nella nostra rappresentazione. Il Tribunale, il giudice, chiedo scusa, ha riconosciuto che i meriti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro sono meriti totalmente eccentrici rispetto all'oggetto di questo processo e quindi correttamente la CGIL è stata esclusa come parte civile. Se tutti i soggetti che si ergono a tutori della legalità sul territorio potessero costituirsi parte civile in ogni processo, le aule di tribunale diventerebbero degli stadi. Il giudice ha deciso di escludere il sindacato dalle parti civili perché, ha scritto nell'ordinanza, al cospetto di condotte che si collocano su un piano differente dall'azione prioritaria del sindacato, non può oggettivamente sostenersi che la CGIL di Venezia risulti danneggiata dai reati per cui si procede. Ma il sindacato non molla. È difficile, secondo noi, pensare che un'economia intossicata per 7 anni dai reati di cui stiamo parlando nel processo non abbia prodotto, per esempio, fallimenti di imprese oppure abbia impedito il sorgere di imprese rispettose delle normative sul lavoro, senza che questo non abbia prodotto danni ai lavoratori. Per esempio, un'impresa che fallisce fa sì che i lavoratori perdano il posto di lavoro. Se prendiamo atto di questo provvedimento, sottolineando che se il processo arriverà a dibattimento su disposizione dello stesso giudice di oggi, rinnoveremo l'atto di costituzione delle CGIL come è possibile, con le necessarie e opportune motivazioni. Dopo i patteggiamenti, gli imputati sono oggi 27. La prossima udienza sarà il 13 febbraio. Ora parliamo del problema delle predazioni dei lupi nel Bassanese, perché si stanno mettendo a punto a livello nazionale le regole per l'abbattimento dei lupi. In Veneto l'autorizzazione riguarda appena 4 esemplari. Sono 160 gli abbattimenti di lupi autorizzati in tutta Italia. La decisione è arrivata dal Ministero dell'Ambiente e da ISPRA, facendo seguito all'aggiornamento della direttiva europea Habitat, che da maggio aveva abbassato il grado di protezione del lupo da strettamente protetto a protetto. I 160 capi da abbattere corrispondono a circa il 4% della popolazione del predatore presente nella nostra penisola. Tradotto sulla mappa geografica vuol dire 22 esemplari in Toscana, 16 in Piemonte, 15 nel Lazio, altrettanti in Emilia-Romagna. Al Veneto, dove risultano presenti 15 branchi di lupi, è toccata una quota di appena 4 lupi. Pensando a quanto la fascia pedemontana sia stata martoriata da predazioni, avvicinamenti alle case e ai centri abitati, si tratta di un numero alquanto ridotto. Abbiamo delle criticità importanti con anche possibili rischi sul territorio. Il fatto di avere così tanti animali che poi vengono anche, è brutto dire, eliminati purtroppo con metodi fai da te, come è successo 7-8 mesi fa con l'avvelenamento, oppure come è successo l'altra sera da un incidente proprio in pieno centro urbano, è la dimostrazione che gli animali ormai non stanno più in aree recluse, ma sono proprio a ridosso delle aree urbane e in quasi pieno centro cittadino. La norma per gli abbattimenti arriva dunque un po' tardi rispetto a quanto già si è fatto in modo silenzioso e al di fuori del consentito. Alcuni allevatori
e Malgari hanno già deciso di abbandonare la montagna non avendo sufficienti tutele per la propria attività. Attendiamo la nuova norma per capire come si evolverà la situazione e quali passi farà la Regione. Ripeto, non è una questione di sentimentalismi, è sapere cosa realmente possiamo fare per tutelare i nostri cittadini, né di più né di meno. Di sicuro i lupi in Veneto sono più di 100, che risulta essere il numero ufficiale comunicato dalla Regione al Ministero. Avere un censimento più preciso consentirà anche di fare interventi più mirati e proporzionati. Nel Vicentino invece per contrastare i furti sul territorio si è rivelata particolarmente efficace il controllo del vicinato e in provincia di Vicenza è presente un'associazione nazionale che è attiva in 9 comuni. Il controllo del vicinato nei comuni razziati dai ladri, come nell'ultimo periodo di festività natalizia, si è rivelato uno strumento efficace di deterrenza per contrastare l'azione dei malviventi. La Prefettura ha incoraggiato e avviato da tempo questa forma di collaborazione con i cittadini, che si integra con apposite procedure all'azione delle forze dell'ordine. Molto attiva nel Vicentino un'associazione ente del terzo settore no profit che opera a livello nazionale per la promozione della sicurezza partecipata da oltre 10 anni. L'associazione è attualmente presente in 541 comuni italiani. Nella provincia di Vicenza opera regolarmente nei comuni di Camisano del Vicentino, Sant'Orso, Montecchio Precalcino, Piovene Rocchette, San Vito di Leguzzano, Schio, Torre Belvicino, Baldagno e Zugliano, dove i gruppi di controllo del vicinato sono formalmente costituiti, formati e registrati presso l'associazione. I volontari che operano nei diversi gruppi vengono appositamente costituiti e formati. La loro presenza e il loro operato viene segnalato nelle diverse zone con un apposito cartello emblema dell'associazione. Desideravo precisare che eventuali cittadini che si presentassero sul territorio indossando giubbini o abbigliamento con la dicitura controllo di vicinato non sono aderenti alla nostra associazione. L'associazione non prevede né autorizza forme di sicurezza partecipata mobile che non rientrano nella filosofia e nelle modalità operative del controllo del vicinato. Bassano rischia di perdere l'archivio di Stato. Il Ministero ha alzato la richiesta economica per l'affitto, ma il sindaco non ci sta. Bassano del Grappa rischia di perdere l'archivio di Stato. Non domattina, magari, e neanche nelle prossime settimane, ma se entro l'anno non cambierà qualcosa nei rapporti istituzionali ed economici fra il Comune e il Ministero, il rischio è piuttosto serio. Ecco cos'è successo. Le suore sacramentine hanno deciso di acquisire una parte degli immobili del complesso di via Beata Giovanna in cui trova spazio l'archivio. Questo ampliamento comporterebbe un aumento dell'affitto per il Ministero che ha girato, passateci il termine, la patata bollente al Comune. In soldoni il municipio si troverebbe a dover sborsare quasi 50.000 euro l'anno di affitto rispetto ai 45.000 attuali. Una cifra che a conti fatti non è neppure proibitiva, dati gli spazi dell'archivio e la possibilità di ampliarlo. Il problema è di principio, a sentire il sindaco Nicola Finco, il quale ha rivelato di aver ricevuto una sorta di ultimatum dallo Stato: o si paga o si chiude. Non ritengo opportuno che i comuni del territorio debbano spendere ogni anno quasi 50.000 euro per mantenere un presidio che dovrebbe garantire invece lo Stato. Finco annuncia una missione a Roma per chiarire la situazione con il Ministero. Penso che 50.000 euro all'interno del bilancio di uno Stato siano poca cosa, mentre per gli enti locali 50.000 euro hanno un peso importante, in quanto gli enti locali garantiscono gran parte dei servizi ai cittadini e ogni anno comunque devono far fronte ai vari tagli che lo Stato centrale impone agli enti locali. Per questo insomma spero di trovare quanto prima una soluzione, perché lo Stato a questo territorio che dà tanto all'economia nazionale deve dare delle risposte concrete senza gravare sui bilanci dei comuni. Ora parliamo del maxi impianto agrivoltaico per il quale c'è un progetto a Rosà. Anche il sindaco di Tezze sul Brent, Luigi Pellanda, si è schierato contro il progetto. Io sono totalmente favorevole alle soluzioni di reperimento di energia a fonti alternative, però non devono essere utilizzati i terreni agricoli per questo. Ci sono tanti capannoni, tante coperture che possono essere utilizzate ed è in quella direzione che si deve andare. Si moltiplicano le voci che dicono no al maxi impianto agrivoltaico che un privato intende costruire nelle campagne di Travettore.
Dopo i cittadini, dopo l'amministrazione di Rosà, ora anche il sindaco di Tezze fa sentire la propria voce. Certo, Pellanda conferma di essere a favore delle energie rinnovabili, ma ribadisce, come tanti altri, che c'è modo e modo, anzi luogo e luogo, per posizionare impianti come questo, perché i bisogni energetici crescono. Ne abbiamo sicuramente bisogno, i consumi energetici nelle nostre famiglie sono sicuramente aumentati, però bisogna anche salvaguardare il nostro territorio, le nostre culture, il nostro passato, perché credo che il nostro territorio è nato prima di tutto come attività agricola. Insomma, energia rinnovabile sì, ma non a discapito dell'agricoltura, colonna vertebrale e radice di un territorio che ha già detto la sua in tante occasioni e che non vuole cedere nemmeno un metro di suolo agricolo. La domanda però è un'altra. Che armi hanno i sindaci per combattere questa battaglia? È un tema molto delicato, quelle sicuramente della persuasione attraverso le nostre azioni diplomatiche, diciamo, no? Con i nostri rappresentanti politici sia a livello nazionale sia a livello regionale. Poi mi fermo qua perché non so se noi come amministratori abbiamo poteri, non credo, direttamente se non vengono modificate le disposizioni legislative vigenti. Ora voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento perché ci spostiamo a Venezia per raccontarvi di una mostra d'arte, di una nuova pinacoteca che è aperta all'interno dell'ospedale civile di Venezia. L'ULSS 3 Serenissima infatti è tornata in possesso di dipinti e sculture del Seicento provenienti dall'isola di San Clemente e ha deciso quindi di riesporli al pubblico dopo più di 30 anni in cui erano rimasti dei magazzini. Lo hanno ribattezzato il Tesoro di San Clemente, 20 grandi dipinti e 8 sculture del 600 e 700 di cui l'ULSS 3 Serenissima è tornata in possesso e ha restituito dopo decenni di oblio allo sguardo del pubblico attraverso una pinacoteca allestita all'ospedale civile. Noi stiamo realizzando una struttura qui che ha il massimo della tecnologia, però abbiamo anche il massimo della cultura per la città di Venezia. Nel 1992 queste opere furono escluse dalla vendita a privati dell'isola di San Clemente, all'epoca manicomio centrale femminile veneto, chiuso per effetto della legge Basaglia, oggi albergo a 5 stelle. Queste opere sono rimaste in custodia in un deposito del Museo del Patriarcato, visto che in quel periodo l'amministrazione dell'ULSS non era in grado né di garantirne la tutela né di esporli con le dovute condizioni di salvaguardia. Io avevo il terrore di questi 30 anni passati come dire, che come un'ombra continuavano a coprire questa ferita aperta sulla città, come dire, che per noi era una cosa molto, molto forte in termini negativi, no? Dovevamo assolutamente curare questa ferita. Ci sono voluti quasi 4 anni per concordare una soluzione tra i vari soggetti interessati e certificare la legittima proprietà di questo patrimonio. C'è stata la convergenza del Patriarcato, della Sovrintendenza, dell'ULSS, dell'amministrazione comunale e un qualche cosa che si dava perduto e che è rimasto fuori dalla disponibilità dei cittadini veneziani, oggi viene esposto. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa. A seguire il notiziario di Vicenza e provincia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.